Sono le prime parole di Fabio Gallina dopo la dimissione dall'ospedale a seguito della rapina in casa subita domenica sera nella sua villa di via Cabembo, a 2 passi dal municipio di San Zenone degli Ezzelini. Un agguato quello che Gallina, 61 anni, fondatore col fratello Paolo del Forno d'Asolo, oggi del gruppo Samontana, ha subito intorno alle 20 al suo ritorno da un giro col cane all'interno del grande giardino. Come ha richiuso l'animale nella sua cuccia, Gallina è stato raggiunto da un pugno in pieno volto che l'ha stordito, permettendo ai banditi, pare almeno 3, di spogliarlo, imbavagliarlo, coprendogli parzialmente anche gli occhi, e di bloccarlo mani e piedi con delle fascette col guinzaglio del cane. Il tutto per 20.000 euro custoditi nella cassaforte, dove i banditi hanno anche sottratto una pistola per poi dileguarsi nel buio. Solo dopo 3 ore Fabio Gallina, dolorante e sanguinante, è riuscito a liberarsi le gambe e a scendere dalla villa fino alla pizzeria sottostante dove è stato soccorso. Lui che è arrivato qua legato con le mani dietro col cane, che è un pastore e basta. Là abbiamo chiamato subito i carabinieri, dopo è arrivata l'autovolanza e effettivamente sono arrivati. Lui era qua in mutande, l'abbiamo coperto con delle coperte nostre, perché così. Sanguinante anche. Un po' tutta la faccia tutta sbattuta. Ecco, questo è quello che posso dirgli, perché poi di più non... Tutto questo è caduto verso che ora? Le 9? Secondo lui è caduto verso le 8, c'è qualcosa, però lui è arrivato qua quasi alle 11. Alle 11. 10 e mezza passate, perché avevamo appena chiuso le porte, stavamo finendo le pulizie, è arrivato qua e mio figlio che è venuto fuori, l'ho visto, ho detto, ma dove va quello là così in mutande? Insomma, abbiamo preso paura, dopo sono fuori, ho visto che conoscevamo, che era lui, insomma. Fabio Gallina è rimasto in osservazione all'ospedale di Castelfranco fino al primo pomeriggio per poi fare il ritorno a casa. Queste le sue ultime parole al citofono. Ci diamo un appuntamento tra un paio d'ore? No, perché ho altre cose da fare. Non vorrei fare l'intervista.